Direi commenti molto positivi, con un accordo trasversale complessivo, e quindi i due progetti di legge sono stati approvati entrambi all'unanimità. Credo che in tempi anche di difficoltà economico-finanziarie sia un bel segnale da parte del Consiglio regionale, in un'ottica anche di riduzione dei costi dell'apparato appunto regionale, e su questo poi il fatto di essere passati anche con la nostra legge a un sistema, diciamo così, contributivo e aver eliminato i vitalizi, credo sia un bel segnale per la nostra realtà veneta. Certo, la riunione dei capigruppo sono stati calendarizzati tra l'altro i primi punti dell'ordine del giorno del Consiglio della prossima settimana, e quindi prima di Natale la legge verrà sicuramente approvata. Posso esprimere la soddisfazione perché non ci sono stati problemi ed è stato licenziato all'unanimità dalla Commissione. È già all'ordine del giorno in Consiglio, sicché martedì 16 tra i primi punti verrà trattato anche la riduzione questa piccola riduzione per quanto riguarda i vitalizi, questo prelievo di corresponsabilità. Assieme a quello della riduzione dei vitalizi c'è quello dell'applicazione del contributivo per il Consiglio regionale dalla 10ª legislatura. Ci abbiamo lavorato con impegno, il risultato mi sembra buono. Il risultato della Commissione è altrettanto buono e spero che anche in Consiglio il percorso sia veloce, ma soprattutto venga licenziato senza tanti problemi. Una decurtazione abbastanza anche cospicua prevista dal Consiglio, anche in ragion d'essere di quella che è la situazione economica attuale, quindi era un provvedimento che nonostante ciò che dica qualcuno credo sia corretto. Credo che insomma, il segnale su questo fronte sia positivo. Naturalmente bisogna lavorare anche sulla riorganizzazione della macchina regionale, del Consiglio, della sua organizzazione, a partire per esempio dalla riduzione delle commissioni, ridurre altri eventuali costi superflui che sicuramente ci sono. Non so se ci saranno le condizioni in questa legislatura di portare in porto questo tipo di iniziative. Credo che sarà un lavoro che soprattutto la campagna elettorale e poi chi verrà eletto nella prossima legislatura dovrà mettere sicuramente in campo. Per ridurre i costi della politica significa far questo, per dare un esempio positivo, significa però anche fare molto altro. I costi veri della politica sono nelle municipalizzate, sono nell'eccesso di spesa pubblica che c'è in una serie enorme di servizi, sono insomma anche in molti altri aspetti su cui è necessario e urgente intervenire. L'impegno da parte nostra è quello di riuscire ad arrivare in Consiglio regionale ad approvarlo entro il 20 dicembre, in modo che sia immediatamente applicabile già dal 1 gennaio del 2015. Ognuno di noi deve saper rinunciare a qualcosa, noi lo stiamo facendo ed è giusto continuare a fare così.